Rieccoci, rivalutazione e previdenza. Francesco Bisognano, col 2025 c'è anche un'altra novità interna all'FNP, giusto? C'è qualche cosa di nuovo, un nuovo dipartimento sostanzialmente. Sì, a livello organizzativo fa sempre parte del lavoro che continuiamo a fare a tutela dei pensionati, ma abbiamo creato il Dipartimento Previdenza che si occuperà in maniera particolare di tutelare tutte quelle, diciamo, anomalie che ogni giorno il pensionato incontra, sia perché non riesce ad avere chiaro qual è il suo rapporto con l'ente di previdenza, sia perché le comunicazioni che riceve non sono corrette, sia eventualmente, come stiamo facendo adesso, anche per affrontare, quando la politica non riesce a fare le cose nella maniera giusta, la tutela e la difesa del pensionato anche con diciamo, iniziative che in qualche maniera nel tempo possono dare dei risultati. Abbiamo parlato di perequazione. In questi 2 anni, 2022, 2023 e col 2024, alle fasce di pensionati superiori a 4 volte al minimo sono state la perequazione col discorso degli scaglioni e delle fasce, in qualche maniera gli sono state tolte delle cifre importanti. Allora, la politica che non recupererà più, come dicevate prima. Sì, che per noi, oggi come sono le cose, non verrebbero più recuperate. La politica ha preso le sue decisioni, le ha portate avanti, sono diventate operative, ma non è detto che queste siano del tutto legittime rispetto ai principi che la nostra Costituzione comunque garantisce a tutti i cittadini. Si sono innestate una serie di contenziosi legali, anche noi in Veneto ne abbiamo in questo momento attive in tutte le province, ma ce n'è stato uno che ha già avuto una sua soluzione, nel senso che la partita taglio delle perequazioni sulle pensioni superiori a 4 volte al minimo oggi è di fronte alla Corte Costituzionale. E infatti bisognerebbe fare questa specie di bisogna fare una diffida, giusto? Ecco, noi che cosa stiamo facendo? Allora, leggo questa cosa qua perché magari alcuni non capiscono. Taglia le rivalutazioni delle pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo, perché se no uno legge 4 TM, cos'è? 4 volte il trattamento minimo. Stiamo parlando di lordo e degli anni 2022, 23, 24. Si deve pronunciare la consulta, quindi ancora non abbiamo chiarezza di questo. Ecco, ed è questo il problema che abbiamo. Normalmente questi contenziosi giudiziari hanno dei tempi molto lunghi, molte volte travalicano quelli che sono anche i limiti della prescrizione. Allora in questo caso come fa il pensionato a potersi tutelare? Deve comunque inviare all'ente di previdenza, in questo caso, una diffida che mette un punto fermo rispetto al fatto che lui, se ci sarà una sentenza di un certo tipo, comunque diffida l'ente a vedersi riconosciuto quello che la sentenza deciderà nel bene o nel male. In questo caso noi speriamo tutto nel bene, il male sarebbe che la sentenza dicesse non abbiamo nulla da dire. E se non fa questa diffida? Se non fa questa diffida, passati 5 anni, entra in vigore il meccanismo della prescrizione per cui lui verrebbe a perdere la possibilità di richiedere quanto invece gli sarebbe dovuto. Cioè, qui ci sono dei meccanismi che nella tutela, ma non solo del pensionato, ma anche dei lavoratori a tutti i livelli, comunque fanno sì che se la persona non si tutela con un'azione di un certo tipo, se e quando venisse riconosciuto questo suo diritto non potrebbe esigerlo perché non l'ha mai chiesto. E allora, semplicizzando al massimo, perché magari chi non ci segue, il problema è che, mi pare di aver capito, ad ogni buon conto, venendo presso le vostre sedi, uno dice voglio compilare questo modulo della diffida, perché se dovesse passare questo ricorso alla consulta e dovesse vincere, posso eventualmente esigere dei soldi. Se non si fa niente, niente si ottiene. E quindi questa è già una cosa che bisogna... Però voi aiutate in tutto questo, perché sennò uno deve presentare la diffida e gli viene già mal di stomaco. Perché il Dipartimento Previdenza comunque ha attivato questo tipo di azioni su tutti i territori, su tutte le nostre province del Veneto. I nostri agenti sociali distribuiti sul territorio delle province hanno in mano, diciamo, le diffide che noi abbiamo preparato, dove ognuno individualmente, e se non fosse in possesso, trasmettendo tramite PEC raccomandata all'ente, in questo caso l'INPS, questo tipo di diffida, noi lo possiamo mettere a disposizione i nostri uffici e i nostri strumenti per potergli dare una mano d'aiuto in questo senso. Ed è un qualcosa che noi speriamo possa avere un po' una ragionevolezza dal punto di vista della sentenza.
Ultimamente abbiamo assistito a sentenze che arrivano dopo 10-15 anni, certo. E se uno non si è attivato per tempo, diciamo che resta fuori da un eventuale beneficio che invece avrebbe dovuto avere e che una legge dichiarata non corretta poi gli ha negato. Certo, io dico sempre, ognuno con la propria pensione vada dal sindacato e si faccia fare un bel controllo, secondo me male non fa, perché sennò giustamente ci sono cose molto complesse, voi siete bravissimi, le seguite, avete anche costituito un dipartimento perché sono complicate per i cittadini da seguire e bisogna chiedere tutto, mi pare di aver capito che bisogna chiedere qualsiasi cosa, perché sennò non si ha diritto a niente, manco alla pensione, questo no, è già... Ma questo è un principio. È un principio. Nei confronti dell'INPS non c'è niente che viene dato in automatico. Sei tu che lo devi chiedere, il cittadino lo deve chiedere. Per una persona che lavora, una domanda. Certo, per una persona che lavora e viene da un altro mondo questa cosa suona un po' così strana. Poi quando uno diventa pensionato magari si abitua all'idea, però in astratto. Allora, parliamo anche del contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti pubblici, di cui abbiamo già detto che c'è qualche criticità. Sì, anche qui, vede, noi siamo a tutela e stiamo lavorando a tutela dei pensionati, ma che cosa succede? Nel pubblico impiego purtroppo il diritto ad avere un contratto regolare avviene dopo anni rispetto a quello che è la normale evoluzione della contrattualistica. Allora, il contratto 2019-2021 è stato reso esecutivo nel 2022. Dal 2019 al 2021 tantissima gente è andata in pensione. Per cui i benefici di questo contratto li ha presi quando il contratto è stato approvato, perché riguardavano un periodo in cui loro avevano prestato il loro lavoro. Andando in pensione queste persone sono andate in pensione con le retribuzioni e la contribuzione che in quel momento era registrata a loro nome. Ma nel momento in cui poi il contratto con gli arretrati viene erogato, bisogna ripartire da capo, farsi ricalcolare la pensione, farsi ricalcolare il trattamento di fine rapporto lì dove fosse stato già dato, richiedere queste cose sia all'INPS sia alle proprie amministrazioni. Nel tempo questi ritardi determinano il fatto che le persone molte volte non si ricordano neanche di fare questo. Certo. Addirittura molte amministrazioni del pubblico, per carenze di organico, non riescono a trasmettere agli enti previdenziali quelli che sono gli aggiornamenti della parte contributiva e retributiva, su cui avvengono le cose che ho detto prima, calcolo della pensione e ricalcolo del TFS e TFR. Per esercitare di nuovo questo diritto, a questo punto bisogna di nuovo diffidare l'ente e le amministrazioni ad adempiere ai loro compiti, perché io non posso avere quello che mi è dovuto se io non riesco a fare questo tipo di passaggio. E anche qui sempre 5 anni di tempo. Sì, qui ci sono sempre i soliti 5 anni di tempo per la prescrizione. Nell'operazione che stavamo facendo sul TFS negli anni precedenti, noi abbiamo visto che c'è gente che era arrivata a 72-73 anni, ed era da 68 anni di età che avrebbe dovuto avere quanto di diritto, che per tutta una serie di motivi, o perché si interessava o non era cosciente di quello che succedeva, le amministrazioni non avevano trasmesso i dati, l'INPS non aveva fatto quello che doveva fare, si ritrovano senza aver per esempio avuto il trattamento di fine servizio. Qualche settimana fa abbiamo aiutato una persona ad averlo perché si era creato un ritardo, indipendente da tutte diciamo, dalla volontà di farlo apposta, ma per una serie di casualità, per cui se non si interviene, se le persone non vengono da noi a fare determinate richieste, tutto resta nel nulla e non hanno quello che a cui avrebbero invece diritto. Poi dicono, vabbè, però mi riconoscono gli interessi legali, ma se uno non prende 50.000 euro a cui aveva diritto, ok, avrà gli interessi legali, però per 4 anni è rimasto senza 50.000 euro. 50.000? No, io ho detto una cifra perché parliamo così di queste cose. C'è un'altra questione, dopo do la parola anche a Pegoraro, a coronamento di tutto questo, perché c'è il blocco degli stipendi, sempre del pubblico impiego, questo è il capitolo pubblico impiego, giusto? Sì. In particolare sì. Cosa è successo qui? Vediamo il blocco stipendiale del pubblico impiego dal 2013, non ha effetti sulla progressione di carriera, cosa vuol dire? Allora, in quegli anni là ci ricordiamo Monti, Fornero, gli anni in cui la crisi economica mordeva l'Italia. Sì. E allora lì una delle operazioni che fu fatta dai governi dell'epoca fu il blocco degli stipendi nel pubblico impiego. Cioè non ci furono i rinnovi dei contratti nel pubblico
impiego. Queste cose hanno creato non poche difficoltà, ricorsi giudiziari, tutta una serie di contestazioni. Da qualche parte se ne è venuto fuori, da altre parti magari se ne è venuto fuori solo in parte, sono state riconosciute alcune cose. Altri però hanno insistito con i ricorsi giudiziari fino a quando anche qui ci sono state delle pronunce che oggi, in questo momento, fanno capire che per esempio nella scuola, perché questo riguarda solo e soltanto la scuola, un anno 2013 era stato annullato come anno in cui venivano calcolati il percorso di carriera e questo ha determinato poi di fatto una riduzione degli importi degli stipendi e se questo percorso e questa sentenza alla luce così come si prevede che debba avere, anche qui tutti quelli che hanno avuto questo danno oggi potrebbero in qualche maniera richiederne che gli venga riconosciuto quello che avevano perso in quel periodo là. Anche qui cosa succede? Bisogna fare la diffida, ma la diffida non decorre dal 2013, sia chiaro, decorre dai 5 anni indietro del 2024. Noi siamo partiti all'inizio, per cui decorre dal 2019, andiamo nel 2025 e diventa 2020 perché sono i 4 anni, ma anche qui è una diffida a che titolo, per esempio per un insegnante? Perché può diffidare l'ente e la scuola vedersi riconosciuto quel periodo ai fini del TFS e della pensione. Può diffidare la scuola per quanto riguarda gli arretrati che avrebbe dovuto avere in quel periodo e non li ha avuti. Può diffidare comunque l'INPS anche in questo caso perché essendo andato già in pensione, con stipendi che comunque andavano oltre 4 pensioni, scusate, che andavano oltre 4 volte il minimo e che sono incappati nella perequazione tagliata, per cui un'ulteriore diffida per poter averne un vantaggio successivamente. Stiamo parlando di pensioni in questo caso qua. La scuola che parte da questo 2013 arriva sulla pensione, è un pacchetto. Il tempo è volato letteralmente, però abbiamo detto almeno degli input per far capire attenzione, attenzione, qui non potete lasciare perdere le cose. Una battuta di chiusura a pochi secondi. In effetti la dimostrazione pratica è questa, al di là dei nostri principi, dei nostri stare al tavolo delle trattative, comporta poi che noi siamo organizzati per rispondere alla nostra gente e si è capito che sono burocrazie difficilissime e ci vogliono le persone competenti. Noi vogliamo restare sul pezzo proprio per questo. E per questo c'è il nuovo Dipartimento della Previdenza, per cui consiglio a tutti quanti voi di andare con il vostro codice fiscale alle sedi prenotando dell'FNP CISL, chiedendo del nuovo Dipartimento di Previdenza per farvi vedere la vostra posizione, eventualmente fare la diffida, tutto quello che ne consegue. Grazie di essere stati qui con noi, grazie a Giancarlo Pecoraro, grazie a Francesco Bisognano e naturalmente a voi di averci seguito. Rivedete poi la puntata sia sul sito dell'FNP CISL che quello nostro oppure su YouTube. Buon proseguimento.